Marcello Panettoni è il presidente nazionale di Astra e presidente anche dell'azienda veneziana di trasporto pubblico ACTV. Presidente, uno sguardo nazionale sulle conseguenze ipotetiche di questa manovra. E noi cerchiamo di capire che cosa sta accadendo, perché siamo attenti osservatori di quello che è il dibattito politico ormai con la manovra definitivamente approvata e al tempo stesso preoccupati dei risvolti negativi che si possono abbattere su questo nostro servizio. Se diamo fede alle dichiarazioni di alcuni importanti presidenti di regioni italiane come la Lombardia e la Toscana, si profila un taglio consistente alle risorse destinate al trasporto pubblico. Questo inevitabilmente significa una diminuzione dei servizi per la popolazione e anche una messa in pericolo di centinaia, migliaia di posti di lavoro. Quindi avremo un doppio effetto negativo se questo taglio si determinerà, quello legato a un servizio che si riduce per i cittadini, aumentando la congestione e l'inquinamento urbano, e un licenziamento massiccio di lavoratori che si teme debba essere necessario nel nostro settore per salvaguardare i bilanci delle aziende e impedire che si vada verso il fallimento generalizzato. Ecco Presidente, lei è anche presidente dell'azienda a più alta complessità d'Italia, che è ACTV, che unisce il trasporto su acqua e il trasporto su strada. Per Venezia cosa prevede? Ma noi stiamo facendo naturalmente alcune simulazioni non avendo ancora certezze definitive né negative, per la verità, né positive. Stiamo semplicemente allarmandoci rispetto alle dichiarazioni a cui facevo prima riferimento. Venezia è una realtà complessa, come lei diceva, quindi io credo che sarà difficile ridurre il servizio soprattutto in acqua, tranne cose del tutto marginali, perché in acqua non ci sono alternative al trasporto pubblico. E inoltre Venezia non è solo la città, ma è tutto l'arcipelago della laguna che viene servito dai nostri batteri, dalle nostre navi. Evidentemente il discorso in questo caso però diventa più pericoloso per la terraferma, perché è evidente che tutto quello che non potremo tagliare in acqua dovrà essere tagliato a maggior ragione in terraferma. E in questi casi, se questo dovesse accadere, dovremo partire dai servizi meno redditizi, tagliando qualche milione di chilometri e pensando ai esuberi che possono oscillare dai 250 ai 500 in ragione dei tagli che dovranno essere realizzati. Sia chiaro, io lo dico naturalmente, come si dice in questi casi, con la morte in cuore, perché nessuno si predispone serenamente a una cosa di questa natura e di queste dimensioni. Però noi dobbiamo stare attenti a capire quello che accade. La prima nostra richiesta sarà di aiuto ai comuni e alle province nei confronti della Regione, perché se è vero che la manovra ha determinato per le Regioni il taglio semplicemente quantitativo e lascia poi a ogni singola Regione il compito di individuare dove fare economie, la nostra prima richiesta naturalmente è quella di non toccare le risorse destinate ai servizi essenziali come sono quelli della mobilità. Dobbiamo semplicemente prepararci e indicare, io credo, quali sono i rischi che si corrono in termini di danni per l'utenza e danni per l'occupazione. È un servizio che noi rendiamo ai nostri assessori, ai nostri comuni e province, perché indichiamo loro quanto sia ingiusto e pericoloso fare tagli in questo nostro servizio del trasporto pubblico locale.